Sabato la partita contro Villorba si presenta come spettacolare. Villorba è sicuramente la squadra più in forma in questo momento del campionato, siamo entrambi in testa alla classifica col Carré Chiupano. Veniamo da un momento non positivo, non favorevole, condizionato sicuramente da una serie di infortuni che ci hanno penalizzato e ci stanno penalizzando dal punto di vista della performance della gara. Questi infortuni continuano anche durante la settimana. Martedì ci siamo allenati addirittura in 6 effettivi, nessuno si tira indietro, nessuno si tirerà indietro. Quello che desideriamo e vogliamo assolutamente è il supporto, il calore, il tifo del pubblico del Palacattani, perché sabato sarà determinante sentire il loro calore, sentire il loro sostegno e soprattutto dare linfa vitale a questa squadra che in un momento di parabola discendente vuole assolutamente conseguire la vittoria in casa, vuole vincere, vuole ritrovare la vittoria proprio davanti ai suoi tifosi. Quindi siamo assolutamente, nonostante le difficoltà e le constatazioni del momento, carichi, vogliosi e desiderosi della vittoria. Sabato scorso, nella partita in trasferta contro il Real Cornedo, sicuramente abbiamo dovuto inseguire per una serie di atteggiamenti che ci hanno penalizzato da un punto di vista soprattutto dell'individualità. C'è stata poca presenza mentale e poca concentrazione. A questo dobbiamo assolutamente rimediare, ne abbiamo parlato con i ragazzi già da lunedì, non ci sono scuse, resta sicuramente un commento positivo, una nota degna per quanto riguarda il Futsal Cornedo, che ha saputo in casa davanti a un pubblico numeroso fare un'ottima partita, impattare nel risultato da subito dopo un paio di minuti, mettendoci in difficoltà. Ma di sicuro ci aspettiamo di più da noi stessi e commento il fatto, sono d'accordo, in un campionato così difficile dove le differenze sono così assottigliate, i punti, soprattutto in trasferta, con tra virgolette il massimo del rispetto, le medio-piccole, soprattutto le sopraggiunte in Serie B, saranno fondamentali ai termini della classifica finale. A questo non ci sottraiamo, penso che comunque per lo svolgimento della gara di sabato sia stato un punto guadagnato, soprattutto con caparbietà e atteggiamento coraggioso fino agli ultimi secondi del finale, ma dobbiamo migliorare da questo aspetto. Troppe mancanze di concentrazione e ingenuità come quella di Caria nel caso dell'espulsione. L'espulsione di Caria ha sicuramente influito sia nel contesto della gara sia nello sviluppo del campionato, perché sicuramente sarà una mancanza che verrà a dare un down e un difetto per quanto riguarda la partita di sabato contro Villorba, dove avrei voluto assolutamente anche la sua presenza, compresi tutti gli infortunati. Detto questo, fa parte del percorso di crescita di un giocatore che comunque è giovane, che comunque ha voglia, che comunque ha voglia di fare. Alle volte l'equilibrio è la cosa più difficile da ritrovare, saper non strafare, non andare oltre, e troppo spesso in questo campionato alcune ingenuità dei singoli ci hanno penalizzato. Poi la squadra è stata brava a reagire e deve sempre comunque sopperire le mancanze individuali. Andrea è un ragazzo molto molto serio, un ragazzo da un gran cuore, mi permetto di dire, e sicuramente è stato il primo a dispiacersi. Fa parte in questo dispiacere di prendere la propria coscienza e di crescere in questo percorso che facciamo insieme. Di sicuro gli rimarrà come un'esperienza importante e di sicuro sarà un atteggiamento che, dopo averlo penalizzato in questo caso, non ci sarà in futuro. Questo momento del campionato non ci vede splendere, fa parte del percorso di crescita della squadra. Tutte le critiche e le polemiche non hanno senso di esistere, perché questa squadra ha fatto molto bene, è prima in campionato. Vanno presi invece gli aspetti di autocritica che ci facciamo sempre comunque dopo le partite, in cui dobbiamo andare a analizzare i perché dell'ingenuità, dei comportamenti, degli errori, e da lì occorre subito dall'allenamento e anche in gara successiva dimostrare una crescita dal punto di vista sia personale che di squadra. Quindi
io faccio comunque sempre i complimenti ai ragazzi perché è una squadra che è cresciuta, è una squadra che è prima in classifica, al pari di una corazzata come Carrecchio Pano e di una ottima squadra come Villorba, che ripeto in questo momento secondo me è la realtà migliore a questo punto della stagione della Serie B. Di conseguenza vogliamo rimanere in testa e nonostante una battuta d'arresto, perché comunque vanno viste e seguite gli sviluppi di come è avvenuta questa battuta sul nostro cammino, vogliamo assolutamente riprendere quello che è il percorso con i 3 punti sabato. Abbiamo la possibilità di farlo in casa, abbiamo la possibilità di farlo al Palacattani, abbiamo la possibilità di sentire il calore di chi ci sostiene e ripeto, qualsiasi infortunio è soltanto una constatazione, un dispiacere nei confronti del ragazzo, punto, non deve essere mai un alibi perché sono il primo che richiede ai giocatori 0 alibi e il massimo della disponibilità. Quando si subiscono delle critiche occorre sempre leggere bene se siano propositive, costruttive o di tutt'altra natura. Quando lo sono il primo che cerca spunto e legge insieme alla squadra le linee guida da seguire. Tutto il resto non ci interessa, li lasciamo scorrere e finiscono con la partita successiva, perché sono convinto che basterà rialzare subito la performance, la competizione e raggiungere un risultato positivo che tutte le critiche verranno spazzate. Situazione in questo momento della rosa vede Fabio Mendes nel pieno recupero dell'infortunio, ma ancora fino al mese di dicembre non farà parte della partita. Poi per quanto riguarda Cavina ha subito un duro colpo sabato di gioco e di conseguenza ha fatto subito una risonanza perché si pensava che ci fosse un interessamento dei legamenti, così non è per fortuna. Sono molto contento perché al giocatore non vorrei mai rinunciare perché ha uno spirito combattivo importante soprattutto per questa squadra. Vediamo se riusciamo nelle prossime settimane, 10 giorni a recuperarlo. Poi abbiamo Grelle ammalato già da martedì e Carias espulso, salterà soltanto una partita. Bernabei ancora in fase di recupero e quindi questo è lo stato attuale del roster, che però prevede anche lo spazio a questo punto per altri minuti importanti di altri giocatori che magari non hanno trovato ancora il minutaggio adeguato per la categoria. Inoltre si aggiunge Ghiscia che stiamo monitorando poiché c'era stata un'infiammazione forte quasi da stiramento e di conseguenza solo in base agli ultimi giorni di verifica, cioè oggi e domani, possiamo sapere se poterlo schierare o meno.